Perché ti sei convinta a donare il sangue? Beh, perché penso che sia una buona azione e che molte persone dovrebbero farlo e quindi non posso dire a qualcun altro di farlo se io non l'ho fatto. Come ti hanno convinto anche a fare questo gesto? Ci sono stati degli incontri, in particolar modo che cosa vi hanno raccontato? Beh, ci hanno parlato delle caratteristiche del donatore, perché è importante farlo, a chi va il sangue e in sostanza queste cose. Sono venuti il mese scorso a scuola appunto a dirci tutto. Ne avevi già sentito parlare della possibilità di donare il sangue? Sì, e avevo già deciso di farlo, quindi poterlo fare con la scuola è stato solo un incentivo. Com'è andata? Allora, è andata molto bene, effettivamente fa più male lo scotch che la donazione effettiva. Non ho sentito praticamente nulla, a parte un po' di giramento di testa, però con un po' di focaccia è passato tutto. Lo rifaresti? Assolutamente sì, aspetto i 6 mesi e poi sono di nuovo qua. Vi siete iscritti all'associazione? Questo può essere anche un buon modo poi per portare avanti questo progetto? Sì, assolutamente, ci hanno fatto compilare le tessere così da diventare appunto donatori tesserati. Tra compagni che cosa si diceva su questa esperienza? Ma c'era chi aveva paura di svenire, chi aveva paura degli aghi, però comunque ci siamo presentati anche abbastanza numerosi per farlo. Come lo consideri questo gesto? Ma considerare questo gesto positivamente è una buona azione, non saprei che altro dire di più. Com'è andata la donazione? È andata bene, sentire non ho sentito praticamente nulla, un po' quando è entrata a Tolago, ma è normale, è durata sui 5 minuti, poi è chiaro, negli ultimi 3 secondi si è sentito un attimo un mancamento alla testa, però poi è subito passato, direi normale amministrazione, ecco. Questo è un gesto di aiuto che si fa per gli altri, tu come ti senti in questo senso, aver compiuto questo gesto? Ma indubbiamente bene, perché comunque sapere che hai donato qualcosa anche per qualcuno che non ti riguarda direttamente fa sempre piacere sapere che qui in Italia c'è comunque una persona che grazie al tuo aiuto verrà aiutato, anche salvata, sono sempre delle belle sensazioni, quello sicuramente. Oggi questa occasione con la scuola lo ripeterai? C'è questa idea di rifarlo? Come andrà? Sì, assolutamente, adesso bisogna lasciare passare un attimo il periodo canonico, poi assolutamente sì, un'esperienza da provare e riprovare, soprattutto per chi non l'avesse fatto, non c'è assolutamente fretta, però secondo me è una cosa che almeno una volta, almeno provare, bisognerebbe farlo, quello sicuramente. Che cosa avete fatto prima della donazione di sangue? Prima ci hanno fatto compilare un foglio in cui ti chiedevano se hai avuto delle malattie, se nella tua famiglia avevi malattie tipo epatite o sulle droghe, sull'alcol, se hai preso degli antibiotici prima nei primi 10 giorni, eccetera. Sei risultata idonea, quindi? Sì, sono risultata idonea, poi ti fanno una piccola puntura che non senti nemmeno per vedere l'emoglobina e poi doni. Sì, com'è andata? Benissimo, io non ho avuto nessun problema, ma ho avuto un po' di difficoltà a trovare la vena, ma non c'è stato alcun problema, sono stata molto veloce, 5 minuti avevo finito. È stata una piacevole sorpresa rispetto magari a quello che si poteva pensare prima? Sì, io pensavo potesse andare molto peggio, pensavo di magari sentire qualche giramento di testa, tutto dato che anche un po' il ferro basso, eccetera, invece no. Il tuo sangue adesso sarà utilizzato in caso di emergenza per un'altra persona, questo come ti fa sentire? Sicuramente sono contenta, non vedevo l'ora di farlo da quando ho compiuto 18 anni e finalmente l'ho fatto, ho sempre visto i miei genitori farlo e quindi ero desiderosa di poter aiutare altre persone. In famiglia c'era già un'esperienza di donazione di sangue? Sì, i miei genitori donano, mio padre, ora mia madre non può più. E se un tuo coetaneo ti dicesse no, io non lo faccio, ho paura, che cosa gli consigli? Io consiglierei di farlo. Innanzitutto, perché prima bisogna provare, poi nel caso se uno fosse lì e non se la sentisse proprio, nessuno ti obbliga, alla fine non è obbligatorio, però è un bel gesto, quindi io consiglierei sempre di farlo. Dopo la donazione com'è andata? Ti vediamo in forma? Quindi. Sì, no, benissimo, ho mangiato un pezzo di focaccia, ho bevuto l'acqua e a posto, sì. Venire nelle scuole per convincere i ragazzi a fare questo gesto, donare il sangue. Intanto come sta andando? Questa è solo una tappa di un lungo percorso. Ma sta andando molto bene, per fortuna, perché i ragazzi in realtà sono generosi, capiscono il bisogno che c'è di sangue, capiscono anche tramite esempi, esperienze vissute, insomma riusciamo a trasmettergli sia la necessità che i valori. Certo sui valori è la cosa più difficile perché penso insomma sia risaputo, la società di oggi non è una società facile per la solidarietà, per tante cose. Questo è un gesto di solidarietà e di amore per il prossimo e cerchiamo di trasmetterlo nel miglior modo possibile. I ragazzi sono ricettivi, le istituzioni anche,
ci danno una mano, diciamo. Speriamo di fare in generale sempre un buon lavoro, per ora sì. I ragazzi ci sono sembrati comunque molto coraggiosi, preparati, insomma questo è anche un buon risultato. Sì, infatti siamo molto contenti, sta scuola in particolare sta andando molto bene, i ragazzi sono evidentemente particolarmente bravi. In generale vi dico, girandone tante, frequentandone tante, il clima tra i ragazzi è buono, i valori ci sono, vanno però risvegliati, vanno fatti riscoprire, perché purtroppo la società in questo al contrario non ci aiuta e quindi è un lavoro di scoperchiare tutto quello che andrebbe scoperchiato per far venire fuori il buono che nei ragazzi c'è, e infatti i risultati anche. Allora, alcune domande rapide sulla donazione di sangue. Intanto cominciamo dalla più semplice, perché è importante donare sangue. È fondamentale donare sangue perché ce n'è bisogno nel quotidiano tantissimo. Calcolate che le emergenze di solito sono sempre coperte da una scorta, diciamo, da una scorta apposita e da una riserva d'emergenza. Il problema è mantenere gli ospedali aperti nel quotidiano, le operazioni, riuscire a far sì che il sistema trasfusionale e quindi sanitario funzioni giorno per giorno. Lì il bisogno è veramente tanto e l'equilibrio è veramente delicato. Noi come Fidas Liguria stiamo portando avanti insieme all'Avis il progetto Donatore 2.0 proprio perché, essendo il bisogno quotidiano, la mentalità dei donatori ora deve cercare piano piano di cambiare, ovvero deve essere non più dono quando posso, come posso, quello che posso, ma dono quello che serve, quando serve, come serve e dove serve. Questo cambio di mentalità che sta alla base del progetto Donatore 2.0 sia di Avis che di Fidas, si lavora insieme, perché è un obiettivo ambizioso di mentalità, va portato a termine perché è fondamentale. Cosa rispondete alle riserve, quelle più classiche, che insomma vi rivolgono sulla donazione? So che una ragazza prima di me ha detto fa più male il cerotto del lago. Ecco, per capirci, l'ha detto una ragazza alla prima donazione, il che significa che davvero quello non è un problema. E su tutto il resto basta poco tempo per riuscire a far sì che in ospedale per tutti ci sia sempre una cura disponibile. Il gesto è tanto così e il beneficio che date è tanto così, quindi davvero importante e vale poco, costa poco. Come osservatorio Fidas, quali sono i numeri della donazione in Liguria? In Liguria, per esempio, si utilizzano circa 90.000 sacche di sangue all'anno. Pensate che una sacca di sangue è una donazione, il che vuol dire che per tenere in equilibrio solo il sistema ligure dovrebbero donare all'anno 90.000 persone, un sesto di tutta Genova, pensate. È molto difficile, infatti insomma si fa quel che si può per arrivarci, è un numero pesante, per cui la responsabilità deve essere trasmessa per far capire a tutti che si gioca sul filo, non c'è margine per farsi, diciamo, gli affari propri in questo settore. I donatori per fortuna ci sono, le associazioni da sole raccolgono il 50% del fabbisogno regionale di queste sacche di sangue, il resto lo fanno gli ospedali. Però è un lavoro che, diciamo, richiede una costante attenzione, neanche su uno straordinario slancio, una costante e perseverante attenzione e sforzo. Questo è proprio l'esempio concreto di come una donazione di sangue possa aiutare una persona che ne ha bisogno. In questo caso parliamo di una patologia che è la teleangiectasia emorragica ereditaria. Che cos'è? Allora, è una malformazione che avviene nei vasi sanguigni, dove c'è praticamente uno scambio tra il sangue venoso e il sangue arterioso. Cosa provoca? Provoca, quando il sangue venoso viene invaso dal sangue arterioso, provoca uno shunt, cioè la vena si gonfia, si rompe e si provocano delle emorragie che possono essere in vari organi del corpo, che possono essere letali se sono a livello di cervello, di aneurisma, di cirrosi, eccetera. In questo caso perché è importante la donazione di sangue? E noi malati di questa patologia abbiamo spesso bisogno di trasfusioni perché anemizziamo in quanto le perdite sono molto frequenti e a volte anche copiose. Quindi questa raccolta per noi è fondamentale, infatti da 5-6 anni portiamo avanti un'iniziativa che si chiama My HHT Valentine, che è appunto un modo di invogliare i giovani a donare. I ragazzi capiscono questa problematica? I ragazzi noi qui al liceo Marconi del Pino abbiamo ricevuto 70 prenotazioni, anche se sono tanti ragazzi, però capiscono bene il problema, però c'è sempre un po' di ritrosia per l'ago, per la paura, diciamo, del dopo. Fortunatamente in queste 3 sezioni che abbiamo visitato non è successo mai niente, quindi i ragazzi sono perfetti, escono, anzi vantano il fatto di essere stati velocissimi nella donazione.
Sono contenti, c'è soddisfazione. Una specie di gara, sì, ed è bello vederli perché sono ragazzi di 18 anni. Come nasce l'incontro con il Senegal? L'incontro col Senegal nasce perché io sono sposato con una bellissima senegalese e nel 2013 ho fatto il mio primo viaggio, chiamiamo turistico, per andare a conoscere la famiglia proprio a Malika, il paesino dove abitiamo quando siamo là in vacanza e dove c'è tutta la famiglia di mia moglie. Che realtà ha trovato? Beh, sicuramente l'impatto non è quello del turista che va nel grande albergo, perché noi abitiamo in una zona popolare e quindi, come dico tante volte, ogni tanto bisogna chiudere gli occhi e far finta di non vedere, perché ci sono delle realtà che, anche se la televisione certe volte ci racconta cose, lì le vivi dal vivo e quindi hai proprio l'esperienza diretta di quelle che sono le situazioni di un popolo, di una terra che non è tanto diversa poi da altri paesi dell'Africa, con delle grosse problematiche. Qual è l'immagine che l'ha più colpita in questo suo primo contatto con questa realtà? Beh, il disagio che vedi nei bambini che girano per strada, mentre noi siamo abituati qua ad avere le scuole organizzate in un certo modo, gli orari, cioè insomma delle situazioni che lì sono un po' difficili da riuscire a gestire in questo momento perlomeno. Come è nata l'idea del progetto che si sta piano piano realizzando? Allora, sto realizzando è ancora una parola grossa e sarà molto lunga la questione. Il progetto è nato perché io un giorno, guardando dal tetto di casa, tra le case, lì c'è tutta sabbia ovunque, il loro valore aggiunto è la sabbia e ne sono veramente fieri di questo. E ho visto questi bambini piccolini, perché l'età poteva andare dai 7 ai 12-13 anni, l'età in cui uno dovrebbe in teoria essere a scuola, invece erano in mezzo alle case che giocavano a pallone, con un pallone sgonfio, con la porta disegnata con della calce sul muro di una casa e dall'altra parte 2 pezzi di legno messi in croce e niente, ho visto che facevano dei numeri che noi che ci alleniamo tutti i giorni quando giocavamo non siamo in grado di fare, ecco. Dei piccoli talenti. Sì, ma a parte che hanno una forza fisica impressionante, perché chi ha giocato nella sabbia sa che cosa significa la fatica che fai. Considerare che giocano i campi a 11 fatti nella sabbia e giocano partite da 1 ora e mezza, perché non tutti i paesi del Senegal hanno la possibilità di avere un campo di calcio attrezzato con terreno, non dico tutti sintetici, qualche terreno in terra battuta, no? Lì dove giocano a sabbia, giocano sulla spiaggia, quindi anche nel filmato che abbiamo fatto, che ho portato qua, abbiamo fatto la manifestazione di consegna dei documenti, l'abbiamo fatto sulla spiaggia di Malika. A questo punto le è scattata un'idea, quale? L'idea mi era scattata l'anno scorso insieme alla famiglia e cercavamo di capire in che maniera si poteva fare un qualcosa, sicuramente non per stravolgere l'Africa, perché non siamo in condizione di fare una cosa così grande, ma un qualcosa che potesse essere un segno intanto di solidarietà nei confronti di questi ragazzi e nei confronti di gente un più anziana che ha un'idea ben chiara di quello che significa espatriare. L'idea è stata quella di dire cosa fare per toglierli dalla strada. Toglierli dalla strada, la prima cosa era dare una possibilità a livello culturale, quindi creare una scuola, anche perché la scuola che c'era comunale è stata devastata da una tromba d'aria, quindi in questo momento hanno grosse difficoltà anche in quel senso. E un'altra cosa sulla quale si poteva sicuramente investire a lungo termine era il fatto che loro amano tantissimo fare sport di ogni genere,
e non hanno però le strutture per farlo. Quindi il concentrare l'idea in una scuola con una polisportiva mi è sembrata un'opportunità per unire l'utile al dilettevole e aprire sostanzialmente delle porte. Ricordo le parole di un anziano del paese che ha detto: io sono stanco di vedere i miei figli che vengono illusi dal benessere europeo, partono da qua, vanno via, leviamo braccia e forza al nostro popolo che ha bisogno di crescere, e questi ragazzi vanno poi in situazioni che tra l'altro ci fanno fare anche brutta figura e ci mettono in cattiva luce. Quindi sentirti dire una cosa del genere da un africano ti fa in un certo senso pensare, e quindi l'idea è stata questa: dargli l'opportunità di fare qualcosa nel loro paese. Quali sono stati i primi passi per realizzare questo progetto? Beh, innanzitutto il concetto principale era quello di capire la volontà di queste persone, in che modo avrebbero potuto rendersi partecipi del progetto, perché la mia idea su come ci si dovrebbe comportare in Africa è dare l'opportunità di fare le cose e poi levarsi dai piedi e fargliele gestire a loro direttamente, magari continuando a seguirli, continuando ad aiutarli, ma sostanzialmente senza sfruttarli. Ho parlato con gli anziani del paese, gli anziani del paese sono stati contentissimi di avere questo tipo di opportunità, e quindi le richieste che avevo fatto io erano 3. Gli ho chiesto la bandiera del Senegal, la maglia della nazionale del Senegal e un foglio sul quale il comune mi timbrava e autorizzava ad operare in Italia per conto dell'associazione senegalese. Quindi abbiamo creato un pool di persone lì in Malika, e davanti al sindaco appunto ci sono state le manifestazioni di presentazione e quant'altro del progetto. Mi hanno rilasciato una carta dove anticipatamente ringraziano tutti coloro che in qualche maniera si renderanno partecipi per la riuscita di questo progetto, e con questa io ho potuto finalmente cominciare a pubblicizzare la cosa qua in Italia. E adesso... Quali sono i prossimi obiettivi? Ma il primo appuntamento è il 18 di marzo alla pizzeria La Bitta qua a Chiavari, con tutte le persone che mi hanno scritto io ci sono alla mia domanda specifica che avevo fatto su Facebook, nel senso che tanti mi hanno messo il famoso like, il mi piace, il ditino alzato, e io ho ringraziato di questo, però ho detto che per arrivare ad ottenere un obiettivo dobbiamo avere la certezza innanzitutto che venga divulgato il più possibile, perché più gente conosce il progetto e più idee possono venire fuori per la realizzazione. E poi ho chiesto di scrivere io ci sono a quelli che in realtà vogliono partecipare a questa cosa, perché altrimenti io non so a chi mi devo rivolgere, se a delle manine col dito in su e basta. Diciamo che io ci sono stati abbastanza, diciamo una 60ina di persone me l'hanno già mandata, adesso vediamo se ci sarà questa partecipazione a questa prima serata. La prima serata sostanzialmente è... visto che ho già chiesto a qualcuno dei partecipanti di capire la forma giuridica con la quale dovremmo organizzarci per creare l'associazione qua in Italia, parallela a quella che esiste giù in Senegal, e da lì in poi strutturare le manifestazioni, qualsiasi tipo di attività che si possa organizzare per fare una raccolta fondi. Lo anticipo così, anche se poi dovremo confermarlo con più certezza, a settembre al Golf Club Rapallo ci dovrebbe già essere un torneo open in memoria di un mio carissimo amico, organizzato anche in parallelo per questo scopo. Qual è la speranza per il Senegal? Guarda, il Senegal è un paese, definirlo povero dal punto di vista di quello che può offrirti è una bugia, nel senso che se noi finalizziamo la ricchezza soltanto al valore del denaro perdiamo tante altre sfumature. Io una cosa che dico sempre quando vado in Senegal: mi alzo la mattina e non ho l'ansia, e secondo me già questo è uno dei fattori appaganti di essere in una terra che magari apparentemente ti offre poco ma ti dà tantissimo dal punto di vista umano. Non a caso ho smentito un po' il concetto di Mal d'Africa legato soltanto al terreno. Il Mal d'Africa è anche legato alla gente, quindi i bambini, tutte queste situazioni, cioè basta un niente, te li trovi tutti intorno. Io quando sono a casa, che sono lì con i miei parenti, che magari si fa qualche lavoretto o cose del genere, mi arrivano tutti questi bambini del quartiere perché sanno che sono arrivato, mi vengono a far festa, tutti abbracciati, fare le foto. Secondo me vale più questa che una pepita d'oro, anche se la pepita d'oro serve per fare poi tutto il resto della struttura. Per i bambini però questo progetto può rappresentare una fonte di speranza. Bah, guarda, ci sono purtroppo i rovesci della medaglia, nel senso,
per la speranza loro il primo principio sarebbe quello di poterli levare dalla strada, e questo già sarebbe tanto. Loro vedono il calcio come un obiettivo per raggiungere il successo, per raggiungere il benessere, per raggiungere tante cose. Purtroppo la realtà è questa, cioè la speranza di poter fare una cosa di questo tipo e mandarla avanti nel tempo, e poi comunque creare delle persone con una cultura di un certo livello in modo tale da non farsi fregare poi quando vanno all'estero, e l'opportunità poi di poter realizzare un sogno, che è quello di diventare o calciatori professionisti, o comunque, facendo una polisportiva, ci sono anche altri sport, perché un bambino alto 4 metri non potrà giocare a calcio, ma magari potrebbe giocare a pallacanestro piuttosto che a pallavolo. Quindi anche il Senegal si sta strutturando per ampliare le opportunità, oltre che al calcio anche ad altri sport, però in realtà poi lo sport è forse la chiave giusta per aprire delle porte che gli può anche nel tempo dare un vantaggio, perché tutto quello che tu riesci a fare all'estero significa portare poi del capitale nel tuo paese, e nel tuo paese puoi reinvestirlo e andare avanti e mantenere magari una struttura di questo tipo attiva, come già esiste per esempio in un'altra parte del Senegal, dove giocatori professionisti come Patrick Vieira, per dirne uno, insieme al Senegal, al governo, ha realizzato una struttura di questo genere. Loro sono molto legati alla Francia, anche perché essendo un'ex colonia, però continuano a mandare avanti la struttura semplicemente in questo modo. Il direttore mi disse: noi basta che uno dei nostri bambini riesca ad andare a giocare in Francia e noi ci siamo già pagati le spese per la gestione di tutta la struttura per un altro anno.